Potrei dare una risposta sanitaria quasi. Se prendo una medicina e mi cura, non è che perché siccome ha funzionato continuo a prenderla, ma smetto proprio perché ha ottenuto proprio i suoi risultati, perché nell'ordinarietà sarebbe bene non prendere le medicine. Facendo il paio con quanto è stato appena detto, diciamo, nella nostra vita ordinaria sarebbe bene, per quanto possibile, come dire, ridurre al minimo la presenza delle forze dell'ordine, perché significa che in qualche modo la situazione si è normalizzata. Per cui il fatto che il prefetto, il comitato d'ordine, che è fatto anche da altri soggetti, valuti che non ci siano le ragioni per continuare con la zona rossa ai loro occhi, perché poi dopo loro avranno molte più informazioni di noi, e significa in qualche modo che la situazione si è normalizzata ed è una cosa molto positiva. Sì, quello della medicina piace anche a me, perché Piace chiaramente è vero, oggettivamente, sì, diamo a Cesare oggettivamente è quel che è di corretto, sì. Cesare. Però per quanto riguarda le zone rosse io ero sempre un po' dubbioso, perché sicuramente serve tutto, quello che si fa mi va sempre bene. Però ovviamente cosa succede per me? Che da quella zona chi aveva voglia di delinquere, fare qualcosa di strano, si spostava in altre zone. Questa era la mia preoccupazione principale. Hanno funzionato, quindi ben vengano. Però io direi sempre di non mollare l'attenzione sulla città di Udine e sulla sicurezza della città di Udine, perché dobbiamo pensare che ancora oggi abbiamo visto cosa hanno trovato all'Immacolata e dall'altra parte, tutti quei bastoni, coltelli, eccetera, eccetera, che sicuramente non fanno portare bene alla città di Udine. Questo non mi spiace dirlo perché la città di Udine non è eccessivamente pericolosa, ma se si continua a far vedere tutte queste cose qui, chiaramente la gente pensa è pericoloso andare a Udine. E quindi bisogna aumentare sicuramente il controllo da tutte le parti, no? Questo non c'è dubbio.